Gli stipendi saranno il 10 novembre 8, ben 8 mensilità. Noi siamo stati pagati fino adesso, fino a febbraio del 2025, quindi è da marzo che non percepiamo stipendi. Quindi in questo momento ci sono due binari, stiamo andando su due binari. C'è il binario che prevede l'affitto del ramo aziendale ad un consorzio e quindi la prospettiva futura del pagamento degli stipendi da parte di questo consorzio, e dall'altra gli stipendi arretrati di cui si deve fare carico l'ODA. E in questo momento, tra l'altro, sono state firmate le delibere, sappiamo che arriveranno, sono già arrivati i soldi dell'ASP, delle convenzioni dell'ultimo trimestre, e quindi quello che pretendiamo ad oggi è che comunque i lavoratori abbiano la precedenza assoluta su tutti i pagamenti che si debbano fare in questo momento, quindi almeno ricevere delle mensilità, non dico tutte, ma delle mensilità che noi pretendiamo in questo momento. Questo è il nostro, quello che vogliamo, perché siamo assolutamente in ginocchio. Siamo stati veramente trattati nella maniera più tragica in questo momento, perché noi siamo la colonna portante, e non lo dico solo per dirlo, noi abbiamo il potere di firma, quindi siamo noi quelli che facciamo entrare i soldi in ODA, e non è possibile che almeno che noi non veniamo così bistrattati sempre. Tra l'altro anche il silenzio, la cosa assurda è il silenzio. Noi non sappiamo ad oggi, quando arriveranno questi soldi dell'ASP, se riceveremo soldi, quanti ne riceveremo, cosa succederà, perché Sisifo non si insedierà a breve, quindi non abbiamo neanche questa prospettiva, sapere dal mese prossimo sarete pagati da Sisifo, per cui non si capisce questo. Dobbiamo avere un dialogo aperto, non c'è stato finora mai un dialogo aperto con l'ente.